little bit of JoJo Dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Ever think that if it all goes right, you got something that can change your life? Vi stavo dicendo, una cosa che ho imparato negli anni sulla didattica, sapete cos'è? Un tempo io facevo una cosa di questo tipo, spiegavo le cose e poi le facevo fare. Invece ho imparato che è il modo più sbagliato in assoluto. Perché? Se io a priori vi spiego qualcosa e ve la faccio fare, non vi do il permesso, metaforicamente, di sbagliare. Se io invece prima di spiegarvi vi chiedo come fareste voi, cosa fareste e vi faccio sperimentare da soli a vostro modo, a vostra fantasia, a vostro intuito come si potrebbe fare quella cosa, quando poi io vi spiego la strategia, la magia, chiamatela come volete, vi si fissa molto di più, perché a livello inconscio la persona pensa: ah, guarda che pensavo di fare in modo diverso, o questa cosa che mi sta spiegando è qualcosa che faccio già anch'io, o questa cosa che mi sta spiegando non l'avrei mai pensata, capite? Il modo migliore per imparare, educare cosa significa? Pensate, il termine educare dal latino significa tirare fuori, non buttare dentro. E quindi in questi anni, nell'ultimo anno soprattutto, della didattica cosa ho imparato a fare? Vi faccio fare da soli, subito dopo aver fatto voi da soli ci confrontiamo su come avete fatto, dopo esserci confrontati su cosa avete fatto, cosa si fa, vi spiego come avrei fatto io grazie ad anni di esperienza. In questo modo vi si fissa non a livello razionale, ma a livello più animico, più cellulare, perché il modo migliore per imparare non è avere la conoscenza solo razionale, è un non è o. Più faccio più cosa succede? Più integro le cose. Noi non siamo fatti di tante cose indistintamente separate tra di loro, siamo fatti di che cosa? Di tante cose che si vanno a compenetrare. Il corpo, pensate, cos'è un'unghia rispetto a un corpo? Una cosa che è importante, sappiate questa, siate sempre molto attenti anche a quello che succede attorno. Più siete presenti, più cosa succede? Più sono attento a tutto. Quando sono presente a me stesso, io quando sono qui mi accorgo di questo. Quando siamo presenti a noi stessi, abbiamo gli organi di senso molto molto più aperti e riusciamo a percepire tutto. Quando non siamo presenti, cosa facciamo? Siamo chiusi nel nostro piccolo mondo e non ci accorgiamo di quello che arriva all'esterno. La presenza è un'attitudine che si impara via via nel tempo e con le tecniche di memoria, sapete cosa accadrà? La cosa fantastica è questa, che con le tecniche di memoria l'essere umano avrà talmente sviluppato alcune aree cerebrali che solitamente non utilizza, che lo porterà a fare che cosa? Ad essere anche molto più presente, molto più attento e anche molto più, per assurdo, multitasking. Anche se c'è chi dice che non si riesce a fare tante cose insieme perché ci si defocalizza, anche quello è un allenamento. La presenza è avere attenzione su tutto. La presenza è sentire il vostro sedere appoggiato sulla sedia. Non abbiamo percezione. Quando ve l'ho detto avete avuto la sensazione del sedere appoggiato sulla sedia, giusto? Capite? È la sensazione del deglutire, la sensazione delle mani sopra le mani, della mano che tocca la mano. Se non ci penso, non lo sento. Tornando a noi, quindi cosa succede? Imparando voi qualcosa su di voi, facendolo a voi, confrontandoci poi insieme, spiegandovi qual è il metodo che secondo me in questi anni è quello più idoneo, magari fra qualche anno ne sarà un altro idoneo, cosa succede? Così vi si impregna a livello cellulare e non solo a livello mentale. Perché un corso di memoria funziona? Tanti mi dicono perché i tuoi corsi funzionano? Per un motivo secondo me, ma è un click che ho fatto da poco. Perché se io vi spiego le cose solo a livello razionale, appena siete sotto stress emozionale cosa succede? Scatta il servocomando emozionale tale per cui tutto ciò che avete impresso a livello mentale viene a cadere. Se io vi impregno le cose, vi trasmetto le cose sia a livello mentale che a livello cellulare, a livello di cuore, cosa succede? Posso avere lo stress più grande, ormai quelle cose fanno parte di me. Ho creato una sorta di teoria del precedente energetico, ho creato un varco tale per cui quella cosa si va a ripetere. Sappiate che noi a livello cellulare cosa facciamo? Si parlava ieri con Alberto, creiamo dei precedenti. Avete notato, Gianluca, che le cose si ripetono? L'hai mai notato? È vero o no? Certe dinamiche si ripetono. Perché quando succede un evento in un picco emozionale alto,
tu hai una memoria di quell'evento e inconsciamente la tua vibrazione continua a fare che cosa? Finché non vai in risoluzione ad attirare costantemente quella cosa. Quindi io vi sto creando ora un precedente, sto cercando di annullare in senso buono tutte le convinzioni negative per quanto riguarda l'apprendimento, perché purtroppo negli anni siamo intrisi di convinzioni negative, siamo intrisi, non ce la fai, è difficile, cioè tante, troppe nozioni negative sono entrate in noi, giusto? Adesso il mio fare questi esercizi vi sta creando un precedente, il fatto di memorizzare le 20 parole alla fine del corso a me sinceramente non è che interessi, perché cosa vi cambia memorizzare 20 parole? Però a livello cellulare create un precedente. Il precedente è: ho fatto una cosa che mi sembrava essere impossibile. E quando creiamo e facciamo qualcosa che ci sembrava essere impossibile, cosa scatta dentro di noi? Un barco che ci dice: come ho fatto quella cosa è impossibile, forse posso fare tante altre cose che ritenevo essere al di fuori della mia portata. Una volta che faccio questo, cosa succede? Si inverte la tendenza del non ce la faccio. Ecco perché un corso così può veramente modificare tante cose in noi. Cioè, è cambiato qualcosa da quando l'hai fatto? Sincero, Siro? Sì, è cambiato. Gianni, sincero? Assolutamente sì. Ok. E sarebbe cambiato molto di più se io mi fossi dedicato di più alla ripetizione. Stai tranquillo, impariamo, sai cosa? Siro, io ho imparato una cosa: essere più buona con me. Ti parla chi pretende, io se non do 1000 su 100, impara che se migliori anche, Alberto dice più un millimetro è magia, un centimetro al giorno, una cosa, se vuoi tutto subito, cosa fa l'essere umano, Siro? L'essere umano appena ottiene un risultato non gioisce neanche un secondo, lo vedremo oggi, pensa già cosa vuole fare dopo. Ma ragazzi, ancoriamoci un attimo al risultato e diciamo: bene, diamoci la pacca sulla spalla su quel risultato, perché sai cosa succede a livello cellulare? Una volta che ottengo un risultato, mi fermo in modo presente a gioire di quel risultato, quello è la benzina che mi serve per produrre uno nuovo. Invece cosa facciamo solitamente? Ottenuto una cosa, stiamo subito a pensare all'altra cosa che ci manca. E anziché quindi attingere a un serbatoio di benzina, lo prosciughiamo immediatamente. Si può chiamare anche ancoraggio questo serbatoio? Certo, è un ancoraggio, sicuramente sì. Siamo fatti di ancore. Stasera imparerai nella strada sulla comunicazione le ancore, cioè veramente andiamo giù in profondo. Ok? Ci siamo? Quindi ragazzi, fate voi, una volta che avete fatto voi, poi cosa succede? Che quando vi spiego io le cose vi si impregnano a livello cellulare. Siamo fatti di energia. Addirittura un libro che scrive una mia amica mi ha colpito un sacco. L'atomo, il 99,9% è vuoto, giusto? Non è fisica questa. Sì o no? Sì, Siamo sì, fatti di atomi? Il 99,9% dell'atomo è vuoto. E lei diceva su questo libro, una psichiatra, Erika, ciao Erika, diceva questo. Diceva che se noi dovessimo prendere tutti i miliardi, quanti siamo? 6-7 miliardi, non lo so quanti siamo. Quanti siamo nella popolazione? Quello che è 7 miliardi, dai, vabbè, quello che è, e prendiamo la materia, tutta la popolazione del mondo ci sta in una mela. Beh, il 99,9% è vuoto, quindi siamo fatti di energia. Perché le persone dopo un corso sono stanche ma escono con una nuova versione e memoria cellulare? Perché? Perché abbiamo respirato 2 giorni e mezzo di che cosa? Di un'energia volta a imparare. E quando l'essere umano è volto a imparare si aprono tanti canali.